Il Consiglio Comunale di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento, convocato per la convalida dell'insediamento dei nuovi eletti e per il giuramento del sindaco Gaziano, nonché per l'elezione del presidente e vicepresidente. Presenti in aula i consiglieri Sicurello Giovanni, primo eletto e presidente della seduta, quindi Sicurello Mario, Erika Fragapane, Giovanna Iacono, Adriana Catalano, Totò Gaziano e Mario Miliotto. Assenti i consiglieri di minoranza Raimondo Rizzo, Iacono, Giovanna Ivana e Gueli Domenico. Sindaco sconfitto. Il Consiglio Comunale ha convalidato i 7 consiglieri presenti e non gli assenti. Il sindaco Liborio Gaziano ha prestato il giuramento di rito e ha presentato la giunta comunale al Consiglio e al folto pubblico presente per l'occasione. La giunta, formata da Gaetano Catalano vice sindaco, Totò Gaziano, Erika Fragapane e Francesco Catalano, era al completo presente. Subito dopo è stato eletto il presidente del Consiglio Comunale all'unanimità Mario Sicorello e vicepresidente, sempre all'unanimità, Giovanna Iacono. Applausi scroscianti per tutti, soprattutto quando il sindaco ha ricordato l'amore degli eletti e nominati per Santa Elisabetta e la dedizione al servizio disinteressato per il bene comune dei cittadini di Santa Elisabetta.